Aveva accoltellato alla schiena un cittadino macedone di 24 anni, è stato condannato in primo grado per tentato omicidio a 4 anni e 9 mesi di reclusione. Fatior Morina, kosovaro 21enne. Il grave fatto di sangue era avvenuto il 14 febbraio 2024 nel cuore di Mogliano Veneto in piazzetta Teatro. Il pubblico ministero Davide Romanello aveva chiesto 7 anni e 2 mesi. Il giovane, dopo aver attinto con un fendente la vittima, si era dato alla fuga. Era stato fermato nel maggio dello scorso anno a Bolzano su disposizione della Procura di Treviso. Lui è un operaio che vive in Alto Adige ma che nell'inverno scorso era a Mogliano per lavorare presso un cantiere. Intorno alle 22 il 21enne incappucciato si era avvicinato alla vittima e lo aveva colpito. Abbandonata l'arma era scappato lasciandola a terra in una pozza di sangue. Grazie alle immagini della videosorveglianza e alle indagini dei carabinieri l'aggressore era stato identificato. Fra i testimoni un amico della vittima che era con lui durante l'aggressione. Ci eravamo incontrati in un bar gestito da cinesi, ha detto nel corso di una testimonianza. Io avevo bevuto qualche birra e la vittima mi stava parlando della figlia. Ad un certo punto mi sono allontanato un attimo e un uomo incappucciato si è avvicinato. Ho sentito distintamente il rumore del coltello che colpiva il mio amico. Mi sono girato e l'ho visto a terra. Un colpo che poteva essere mortale, il motivo dell'agguato forse un regolamento di conti, un episodio che aveva lasciato sotto shock la comunità in una zona solitamente frequentata da molti cittadini.